Lei è la tabaccaia di Bolzano che per settimane è stata perseguitata da un presunto profugo richiedente asilo. Ecco come è iniziata l'incredibile disavventura. Quel venerdì fatidico è entrato e mi ha chiesto le sigarette, però mi ha detto che non aveva i soldi. Allora io gli ho detto no, Vara, non c'è trippa per gatti. Gli ho detto di uscire, lui non usciva, allora sono uscita da dietro il bancone, l'ho cercato di mandare fuori e lui si è piazzato davanti alla porta dicendomi poi che mi avrebbe picchiato e altre imprecazioni verso di me. Ti picchio e non so neanche come dirlo, mi approfitto di te, cioè nel senso, lì intanto è arrivato un altro cliente, ha chiamato lui la polizia. Purtroppo la polizia aveva altri interventi, finché poi un signore italiano gli ha detto su di andare via e lì hanno iniziato a tirarsi i calci tra di loro per cercare di mandarlo via. Sì, ha alzato le mani poi. A me ha tirato solo uno spuntone per fortuna, perché poi c'erano anche gli altri clienti e non ha avuto il coraggio di andare oltre. Io apro il nostro giornale locale, ho visto appunto che l'avevano arrestato, che c'era scritto che era in carcere. Verso le 9:30 guardo fuori dalla finestra ed era ancora in giro. Eccolo il giovanotto sui 30 anni, di origini senegalesi, che si aggira nuovamente attorno alla tabaccheria e la coraggiosa tabaccaia filma tutta la scena minuto per minuto. Lui si tira su la maglietta e le fa segno di uscire. Qui addirittura tira pugni contro la vetrina, infastidito dalle riprese. Sì, infatti. Una scena un po', non era paura, però era quel senso di impotenza, di non poter fare niente e dire bon, ero tranquilla, e invece alla fin fine purtroppo era di nuovo in giro. L'hanno portato via quella mattina, l'hanno messo in psichiatria per 7-8 giorni e purtroppo dopo il pomeriggio, la mattina che l'hanno lasciato andare, l'abbiamo ritrovato pomeriggio davanti al negozio. Per la terza volta è ritornato. L'ha riconosciuto mia figlia minorenne. Mia figlia l'ho fatta subito entrare dietro il bancone e non l'ho fatta più muovere. E poi lui si è messo intorno qua avanti e indietro e a un certo punto si è aperto la patta dei pantaloni e ha tirato fuori. Il pacco? Certo, al di là della vetrina con tanto di riprese video e di clienti nella tabaccheria. Vedere per credere. L'ho ripreso io perché ho detto questa non me la crede nessuno che è di nuovo qua in giro e allora poi ho chiamato subito la polizia che è intervenuta subito e infatti mi avevano informato che proprio quel giorno era stato rilasciato dalla psichiatria e lui si è diretto fino in stazione e appena mi ha visto fuori è arrivato poi davanti al negozio. In effetti questo ragazzo sembra essere diventato davvero lo stalker ufficiale della nostra tabaccaia. E sui giornali c'è scritto che è in carcere. L'hanno trattenuto e il magistrato che ha avuto sotto mano le carte appunto per i preliminari non l'ha rilasciato neanche ai domiciliari perché ha detto che è a rischio di rifarlo. Penso che se sia stato così sveglio capire che io ero di nuovo qua e venire qua a fare quei gesti lì mi sembra un po' improbabile che riesca proprio a non capire niente. I reati piccoli ormai sono tutti dati per scontati che ci sono e che noi cittadini dobbiamo star qui e dire, farci giustizia fra virgolette da sole. E indovinate come si difende lei? Lo spray al peperoncino mio marito me l'ha comprato. Sì, eh? Sì.